Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Pieve di Soligo. Vi porgo i miei più cari saluti anche a nome della Presidenza parrocchiale. Per noi amici e aderenti dell'Azione Cattolica, oggi è un giorno di festa, un giorno di gioia. Tanti sono i motivi per cui siamo qui riuniti in questo incontro unitario. Diamo il via al nuovo anno associativo, festeggiamo i 120 anni della presenza dell'Azione Cattolica nella nostra diocesi di Vittorio Veneto ed inoltre rendiamo omaggio agli sgoccioli di questo mese tonioliano al beato Giuseppe Toniolo, uomo laico, economista, padre di famiglia, sposo, che ha saputo essere santo nel quotidiano. Figura, quella del Toniolo, per niente anacronistica, anzi ancora oggi attuale e capace di parlare e di scuotere le nostre coscienze. Mi auguro con tutto il cuore che ciò che verrà raccontato e testimoniato qui oggi sia lievito per le nostre realtà parrocchiali, in particolar modo per Pieve di Soligo e le parrocchie del quartiere del Piave, realtà un po' alle periferie della nostra diocesi, non solo da un punto di vista geografico, ma anche talvolta associativo. Mi piacerebbe che oggi si potesse riscoprire la bellezza autentica di far parte dell'Azione Cattolica e in particolar modo il fatto che la C possa essere uno strumento utile per avvicinarsi a Cristo e per coltivare la fede. Lascio la parola alla Presidente diocesana. Direi di cominciare subito con la preghiera e quindi diamo allora la preghiera la troviamo in cartella, possiamo iniziare con il canto. Beati voi, beati voi, beati voi, beati. Se un uomo vive oggi nella vera povertà, il regno del Signore dentro lui presente già. Per voi che siete tristi e senza senso nella vita, c'è un Dio che può donarvi una speranza nel dolore. Beati voi, beati voi, beati voi, beati. Voi che lottate senza violenza e per amore, possiederete un giorno questa terra, dice Dio. Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi, un infinito all'alba pioverà dentro di voi. Beati voi, beati voi, beati voi, beati. E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione, è Dio che si commuove come un bimbo dentro te. Beati quelli che nel cuore sono puri, già vedono il Signore totalmente anche qua giù. Beati voi, beati voi, beati voi, beati. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi amici di Azione Cattolica, all'inizio di questo nuovo anno associativo, anno assembleare, che nel 120° anniversario della nascita nella nostra chiesa di Vittorio Veneto della vostra cara associazione, il Signore continua a chiamarvi e a dirvi beati.
È un invito alla felicità, alla pienezza di vita, alla consapevolezza di una gioia che niente e nessuno può rapire né spegnere. Il beati a cui siete chiamati è azione di Dio che salva, che già da ora dà un senso, una speranza consapevole e gioiosa a voi e a noi destinatari di quella parola. È promessa, è programma di vita che con voi ci impegniamo nuovamente ad assumere con rinnovato slancio e responsabilità. Ci sediamo. Insieme. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Essere poveri nello spirito, nel cuore, non semplicemente poveri, ma esserlo nell'umiltà di chi sa attendere Dio e la sua giustizia. Non può che aprirci la beatitudine di coloro che ricevono in dono il regno di Dio. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Essere piangenti è una condizione nella quale ci troviamo frequentemente. Le lacrime scorrono sul viso come un'invocazione, un grido a volte muto, ma il Signore raccoglie le lacrime, non le dimentica mai. Ed ecco, manda già ora il Consolatore consolare, ci aiuta ad attraversare la sofferenza e poi, alla fine, ci dona la gioia eterna, quando Dio asciugherà le lacrime da ogni volto. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Essere miti tra gli uomini e le donne, miti su questa terra, senza abitarla con prepotenza né violenza, senza riconoscere solo se stessi, rinunciando ad ogni volontà di supremazia, è non solo possedere la terra promessa da Dio, ma già oggi pregustare una risposta amorosa da parte dell'umanità. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Chi ha fame e sete di giustizia, cioè coloro che non sono mossi dalla legge del vivere nella forza senza riconoscere l'altro, la sua dignità, la sua giustizia, coloro che non desistono da questa fame e combattono affinché Dio dia loro ora un cibo che li sostenga e poi nel regno la giustizia della quale tanto hanno avuto fame e sete. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Coloro che sono misericordia obbligheranno Dio ad essere loro misericordia, perché Dio obbedisce ai misericordiosi che sono come Lui, che hanno lo stesso cuore. Coloro cioè che sono santi come Lui è santo. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Essere puri di cuore significa vedere tutte le persone e gli eventi con gli occhi di Dio, vederli con gli occhi del cuore. Allora la gioia è quella di essere trasparenti, di non dover impiegare il tempo ad organizzare la maschera con la quale desideriamo apparire agli altri ed essere da loro conosciuti. È la gioia di capire che l'altro è un dono di Dio, è un fratello, una sorella, che io accetto di non mettere le mani su di lui o su di lei, di non possederli, sfruttarli, strumentalizzarli. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Un uomo, una donna che sa fare pace in ogni situazione di conflitto, da quelle tra i fratelli e le sorelle a quelle tra i popoli. Compie ciò che Dio vorrebbe fosse fatto, mostra di essere già qui sulla terra figlio, figlia di Dio, cioè partecipe della sua natura. Lo sarà definitivamente nel regno dei cieli. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Gesù ha detto: guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi, con piacere per essere approvati, sedurre gli altri per ricevere il plauso e avere successo, mancare di parresia cristiana
per essere da tutti apprezzati. Che miseria! Per rallegrarsi in profondità occorre non guardare i propri interessi né mettere in atto alcuna strategia, ma tenere fisso lo sguardo su Gesù e solo da Lui accettare la ricompensa che consiste nel poter condividere il suo amore. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Piedi. Carissimi amici di Azione Cattolica, voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il suo sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Facciamo la prima, la terza e l'ultima strofa. Dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro, perché il mondo venga a te, o Padre, conoscere il tuo amore, avere vita con te. Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri, perché voi vedrete Dio che Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale fortezza, fa che sia fedele, per il Cristo che muore risorge, perché il regno del Padre si compia in mezzo a noi, abbiamo vita in Lui. Si compia in mezzo a noi, abbiamo vita in Lui. Dopo le passo questo. Bene, ben arrivati, benvenuti a Pieve di Soligo. Adesso, dopo questo momento di preghiera insieme, diamo inizio al nostro incontro unitario. Il titolo di questa giornata, un cammino di responsabilità sulle orme del Beato Toniolo, si apre a diversi significati che questo appuntamento ha per la nostra associazione. È la prima tappa di un cammino associativo che nella gioia delle beatitudini ci sprona a imitare Gesù nella via della missione, che ci apre al mondo e agli uomini. Il Vangelo delle Beatitudini, secondo Matteo, è l'icona a cui fa riferimento il percorso di quest'anno.
Il nostro è un cammino che si svolge dentro a quello pastorale indicato dal Vescovo a tutta la diocesi, che ci invita a vivere una corresponsabilità proiettata verso la missione, che ci impegna a pensare, progettare e fare strada insieme, lasciandoci interrogare e guidare dall'Evangelii Gaudium. Inoltre l'anno giubilare della Misericordia, che stiamo celebrando, è per tutti un tempo di grazia, i cui germogli e frutti di un'accoglienza rigeneratrice e trasformatrice sono i segni di una nuova umanità radicata in Cristo. Sarà anche il cammino assembleare del rinnovo delle responsabilità a tutti i livelli della struttura associativa e sarà per noi un grande esercizio di unitarietà e democraticità che aprirà nuove strade di partecipazione e condivisione. Con la nostra presenza qui a Pieve di Soligo, vicino al Duomo che ne custodisce le reliquie, vogliamo sottolineare la continuità di un cammino sulle orme del Beato Toniolo, di chi ha fatto del servizio agli uomini e al regno di Dio lo stile di una vita. La seconda parte dell'incontro di oggi sarà dedicata al festeggiamento dei 120 anni di anniversario della fondazione dell'Azione Cattolica nella nostra diocesi di Vittorio Veneto. Ma prima di cominciare vorrei salutare gli amici che abbiamo invitato e che ci hanno generosamente gratificato con la loro presenza oggi. Gianluigi Manighetti, che è il presidente della consulta delle aggregazioni, non poteva essere presente, ma mi ha mandato un messaggio poco fa proprio per dire come ci sia vicino in questo momento. E comunque ci ha invitato a essere presente la Gerda Denardi, che è la segretaria della nostra consulta delle aggregazioni laicali, ed è qui presente e fa le veci quindi anche di Gianluigi. Abbiamo poi Anna Maria Nuvolari per i focolarini, e salutiamo Paola Pagotto, presidente dell'Insieme Si Può, Tiziana Bernardi del Consiglio Pastorale, e poi ringrazio anche parroci ed eventuali assistenti parrocchiali che sono qui presenti. In particolare saluto il nostro sindaco, il signor Stefano Soldan, che è qui presente ed è venuto perché voleva partecipare a questo nostro incontro. E questo invito che abbiamo fatto al sindaco ovviamente non è un invito formale, è un segno di amicizia, ma è anche il segno, in questa terra dove ha vissuto il Beato Toniolo, di una condivisione, di una responsabilità che ci accomuna. Noi di Azione Cattolica, nel nostro impegno, diciamo, formativo verso le persone, cerchiamo anche di dare di curare, diciamo così, la dimensione sociale e politica delle persone. E da questa formazione umana e cristiana che cerchiamo di dare nasce anche l'impegno appunto a livello sociale, a livello civile, che tante persone nostre associate hanno dato nel tempo. Da qui appunto la nostra attenzione a far crescere il senso civico, cioè il senso di appartenenza ad una comunità civile, l'attenzione a far crescere il senso di solidarietà che si fonda su una comune umanità, anzi di più, una comune fraternità in Gesù Cristo, e l'impegno a costruire una coscienza critica cristiana che non assopisce ma fa rimboccare le maniche di fronte ai bisogni delle persone. Ecco, con questa consapevolezza e responsabilità sono due dimensioni che fondano l'impegno associativo, l'impegno ecclesiale, ma anche l'impegno sociale e civile. Diamo un attimo la parola quindi al sindaco che ci pone il suo saluto. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Pieve di Soligo. Allora, vi porgo, oltre al mio saluto, anche quello di tutta l'amministrazione. Ben diceva il Presidente, sono qui nella veste di un amico e per ascoltare.
Quindi ringrazio il Presidente, ringrazio anche Sua Eccellenza il Vescovo per onorarci della presenza. Ecco, io volevo condividere solo un pensiero perché ho avuto la fortuna, credo che sia anche l'occasione giusta, insomma, ho avuto la fortuna in questa settimana di poter assistere con il Cardinale Stella alla celebrazione per Giovanni Paolo I. È stato un momento toccante in cui è stato ricordato un grande Papa. In un passaggio dell'omelia del Cardinale sono rimasto particolarmente colpito e quindi vi riporto questo messaggio. Il Cardinale ha evidenziato come quei 33 giorni di pontificato hanno costituito un profondo cambiamento per tutta la Chiesa cattolica e per il mondo di conseguenza negli anni e nei decenni a venire. Ecco, ha fatto un appello che mi ha toccato, perché ha invitato a riflettere su quando saranno i nostri 33 giorni, quando è il tempo in cui ognuno di noi è chiamato a cambiare in base ai propri talenti il mondo. Ecco, con questo messaggio io vi ringrazio ancora per l'invito e buona festa. Grazie al Sindaco Stefano Soldani. In questo momento, adesso, passiamo un po' al clou del nostro incontro. Abbiamo chiesto al nostro Vescovo, al nostro Pastore, di essere qui presente oggi, ma anche di offrirci una riflessione che ci aiuti a comprendere quali laici di AC siamo chiamati ad essere in questo contesto diocesano, per continuare a rispondere alla responsabilità missionaria e contribuire all'unità del popolo di Dio. Un contesto che il nostro Vescovo ben conosce dopo il quarto convegno ecclesiale diocesano del 2012, Abita la terra e vivi con fede, e alla fine di una lunga visita pastorale che si è conclusa all'inizio di quest'anno. Gli abbiamo posto queste domande. Qual è il di più che l'Azione Cattolica può dare a questo cammino pastorale? Qual è il profilo del laico che rende visibile e presente una Chiesa che ama il mondo e non è estranea o indifferente ai bisogni delle persone, lontane o vicine che siano alla Chiesa stessa? Perché è bene che la C sia presente nelle nostre comunità? Quale volto di Chiesa diocesana costruire insieme? Ecco, mettiamoci in ascolto, grati della condivisione che ci offrirà. Saluto tutti, ringrazio dell'invito. Non riuscirò a rispondere a tutti questi interrogativi, Manuela, farò del mio meglio per dire alcune cose. I tempi sono anche abbastanza ristretti, parto da una piccola esperienza. Proprio ieri, abbiamo tenuto c'era la seduta ordinaria della Conferenza Episcopale Trivene della CET, e in questa riunione, come era stato chiesto, abbiamo incontrato tutta la mattinata di fatto la commissione regionale annuncio e catechesi, di cui tra l'altro sono io il presidente, e è composta da tutti i direttori diocesani del Triveneto, dell'ufficio catechistico e anche alcuni collaboratori, e ce n'erano una rappresentanza. Ebbene, ciò che emergeva in maniera clamorosa, non solo lì ma anche in tutte le riunioni, ecco, era questo: l'impegno davvero straordinario da parte di tanti laici e preti per l'iniziazione cristiana e la catechesi spesso ottiene frutti grandemente inferiori alle risorse impiegate e alle speranze con cui il seme viene gettato. Non c'è proporzione, lo sappiamo, non è una novità. Perché? Forse perché non ci sono più i bravi catechisti di una volta, e può darsi che qualcuno dia questa interpretazione. No, non è per questo. Il motivo è molto più semplice e radicale, perché l'ambiente culturale, religioso e sociale è radicalmente cambiato rispetto al passato. Sia nel passato sia oggi, ciò che educa e forma le persone è l'ambiente. A partire dalla famiglia,
dal vicinato, dalla scuola, dai gruppi di amici, dalla parrocchia e così via. È l'ambiente. In passato, come ben sappiamo, questo ambiente era, almeno qui da noi, fortemente omogeneo e quindi senza gravi difficoltà, se non quelle dovute ai motivi biografici dell'uno o dell'altro, che era magari più scalmanato, ma senza grandi difficoltà, l'ambiente omogeneo trasmetteva alle nuove generazioni valori condivisi e vissuti da tutti. Chi ha la mia età o superiore, vedo Barnaba o qualche altro, ecco, sa che è così, Ecco. Oggi l'ambiente non è più omogeneo, anzi è estremamente eterogeneo e disorientante. Ecco allora che i nostri catechisti, parlo di loro, ma potrei parlare dei genitori, dei maestri, ma parlo di loro, dei nostri catechisti, si trovano davanti a un compito assolutamente superiore alle loro forze: educare e formare cristianamente dei bambini e dei ragazzi, avvertendo spessissimo di essere soli, non dico sempre, ma spessissimo. Soli perché la famiglia, il gruppo di amici, la scuola e chi più ne ha più ne metta vanno da altre parti. E quindi sulle loro spalle grava un'attesa che è assolutamente irrealistica e sproporzionata. Di qui l'invocazione accorata che risuona da anni ormai in ogni luogo dove si parli di catechesi e di formazione cristiana. Occorre una comunità. È la comunità che forma. Occorre un ambiente formativo, perché l'ambiente è quello che forma. È l'ambiente che dà continuità e normalità al messaggio formativo. Ma ovviamente non un ambiente qualsiasi o una comunità qualsiasi. Un ambiente è una comunità cristiana che abbia il volto concreto indicato dalla riflessione maturata nel Concilio Vaticano II e progressivamente ribadita in questi 50 anni che ne sono seguiti, da ultimo nell'Evangelii Gaudium. Il volto, cioè, di una Chiesa, ecco, quale Chiesa? In termini molto semplici, di una Chiesa profondamente caratterizzata dalla comunione, che nasce dalla celebrazione eucaristica, unità nella diversità, e dalla missione, a cui sempre l'Eucaristia orienta e che l'Eucaristia stessa fa nascere. Questa è la Chiesa, ecco, detti in termini che noi dobbiamo... Una Chiesa quindi che a partire dall'Eucaristia ama il mondo, come esprimeva il testo che mi hanno mandato, ecco le domande. Una Chiesa che a partire dall'Eucaristia ama il mondo e cerca tutti gli uomini per offrire misericordia e fraternità. Perché? Perché la Chiesa è segno e strumento di salvezza, non è la salvezza in sé. E questa salvezza si realizza proprio nella realtà del mondo, che deve essere, appunto, deve essere guardato con simpatia, con affetto, tra virgolette, tra parentesi, sarebbe da riflettere quale mondo, perché sapete, il Vangelo di Giovanni parla di un mondo che non è da amare, mentre c'è un mondo per cui Gesù è morto e va amato. Il mondo che va amato e morto sono le persone. Il mondo da non cercare e da non imitare è la mentalità, che a volte è una mentalità, si dice mondana, cioè che è contraria al regno, ma il mondo come persone va cercato e amato. Ma ecco la domanda, ecco, c'è una richiesta, occorre una comunità, perché se no è inutile che noi facciamo, cosa facciamo? Ma potremmo dire la stessa roba per l'azione cattolica. Come si forma questa comunità? Come si forma questo ambiente, che è condizione indispensabile perché ci possa essere una vera trasmissione di valori? Oggi non è affatto automatico. Non è affatto automatico, neanche ieri non era automatico, ma era in proporzione più facile, proprio per la omogeneità che caratterizzava il mondo di ieri, la cultura di ieri. Come formare questa comunità?
Occorre dire anzitutto che se è assolutamente indispensabile l'impegno personale e individuale, non può mancare nel modo più assoluto, esso tuttavia non basta. Da soli si rischia di non stare in piedi. A me viene sempre in mente quando penso alla cultura attuale, a certe immagini che a volte si vedono alla televisione di Trieste quando soffia la bora. Se non ti aggrappi a qualcosa ti porta via, ti butta per terra. La cultura d'oggi è così. È così. È inutile dire io sono forte, io sto in piedi per conto. Non stai in piedi per conto tuo. È difficilissimo. Qualcuno magari è più eroico degli altri, più bravo degli altri. Io personalmente, se non avessi delle possibilità di agganciarmi a qualcosa, cadrei senz'altro, ma credo che questo riguardi tanto. Quindi si rivela sempre più necessario l'aiuto di altre persone, non solo però dei genitori, dei catechisti, del prete, questo c'è sempre stato, se ci pensiamo, è fisiologico. Parlo oggi dell'aiuto di altri fratelli e sorelle che condividano con te il desiderio, le motivazioni, l'obiettivo, i mezzi per dare forma concreta a questa comunità, a questo ambiente vitale e formativo. A quale scopo? Per farlo nascere per certi aspetti, perché di per sé questo ambiente e questa comunità non nascono perché ci mettiamo d'accordo noi, nascono dai sacramenti, nascono da Dio, però per mantenerli in vita, questo sì, è bisogno che noi non facciamo nascere la comunità, non nasce con noi, però per mantenere in vita è necessario il nostro impegno, è il nostro impegno comune. Per rendere un luogo dove vive, per rendere un luogo che vive realmente la comunione e non sia semplicemente un insieme di individui senza vera relazione, un insieme di monadi così, per far sì che questo luogo, che questo ambiente, che questa comunità mantenga e realizzi quello slancio di comunicazione, di annuncio, di testimonianza che deve essere proprio a una comunità di discepoli di Gesù. Abita la terra e vivi con fede, corresponsabili per la missione. Sono dei titoli che hanno caratterizzato rispettivamente il nostro convegno e il piano pastorale, ma che vogliono dire questo fondamentalmente. Che hanno questo, tant'è vero che il succo del convegno Abita la terra e vivi con fede è stato corresponsabili per la missione, che dice esattamente questo, che dice proprio questo, comunione, una chiesa che sia comunione, unità nella diversità e missione. Mi pare utile ricordare, così un piccolo, che l'importanza del momento in cui dei fedeli, dei battezzati, si uniscono per dare consistenza al loro impegno di costruire una comunità, un ambiente, una comunità che sia un ambiente formativo, non è un'invenzione dei nostri giorni. In vari momenti, pur in modi diversi, la Chiesa in questi 2000 anni ha avvertito questa necessità e vi ha dato risposta, ha cercato di darvi risposta. Pensiamo ad esempio al grande fenomeno del monachesimo che ha caratterizzato il primo millennio del cristianesimo e ha solidificato e mantenuto in piedi. Cos'era in fin dei conti? Era un tentativo per dire creiamo un ambiente formativo, un ambiente che realmente che consenta a dei battezzati, non erano mica preti, erano quasi tutti laici, religiosi certo, ma non preti. Il monachesimo era questo, se ci pensate. Ma poi venire al secondo millennio pensiamo agli ordini mendicanti. È stata una stagione francescanesimo, i domenicani e tutti gli altri ordini mendicanti sono stati. Pensiamo alle confraternite che erano tipicamente laicali. Cos'erano? Era l'intuizione che se non creiamo un ambiente, e un ambiente di cristianità, pensiamo all'associazionismo. L'Azione Cattolica è nata nel 1800. Pensiamo al fenomeno della nascita di movimenti, che è molto più recente. Cioè è un'intuizione che è sempre stata presente fisiologicamente, direi, all'interno della Chiesa.
Se tu vuoi vivere e trasmettere quei valori tipicamente evangelici, che non sono immediatamente mutuabili dalla cultura dell'ambiente, tu devi creare un ambiente, una comunità che li viva e li trasmetta. Però è interessante che, guardando in scala, siamo partiti da ambienti fortemente clericalizzati, diciamo, no, ad ambienti sempre più laicizzati. Laicizzati non nel senso di laicismo, ma l'associazionismo è laicale, i movimenti sono laicali. Per far capire appunto che non basta mettersi in un monastero, basta vivere in un convento, bisogna trovare queste forme che si vivono dentro la realtà quotidiana delle confraternite, l'associazionismo, i movimenti. Bene, partecipare a una di queste forme concrete in cui quell'intuizione di cui ho parlato occorre creare un ambiente, ecco, ha preso forma, più precisamente partecipare all'Azione Cattolica, perché ho qui davanti membri dell'Azione Cattolica, è una forma di vocazione. Una forma di vocazione. Ecco, quale vocazione? La vocazione a dare insieme un contributo qualificato perché possa prendere forma concreta il volto di una comunità cristiana. Uno dice, allora bisogna essere assolutamente dentro un'associazione per essere cristiani. No, non è scritto in nessun posto. E tuttavia, quello che è chiesto a tutti, perché ogni battezzato è chiamato ad essere parte di una comunità, di un ambiente formativo, però come ben sappiamo ci sono tanti battezzati che sono anagraficamente battezzati, poi oppure ci sono anche battezzati che vanno a messa la domenica, hanno una partecipazione ma abbastanza ridotta, eccetera. Quello che è chiesto, ma anche a loro sarebbe chiesto come vocazione cristiana di costituire quell'ambiente, quel luogo caratterizzato da un certo tipo di comunione, da un certo tipo di missione. Quello che è chiesto a tutti, a qualcuno è chiesto in modo tutto particolare, a servizio di tutti. In questo senso è vocazione. Vocazione, dico, a dare insieme un contributo qualificato perché possa prendere forma concreta il volto di una comunità cristiana, perché possa prendere figura concreta quell'ambiente di cui c'è questo appello accorato. Abbiamo bisogno di una comunità perché se no altri catechisti non facciamo niente, seminiamo sull'asfalto. Quella comunità, ripeto, quell'ambiente è assolutamente necessario perché le nuove generazioni, ma anche ogni uomo e donna che è alla ricerca di verità e di senso, quelli che vengono dalla Siria o da altre parti, che però cercano anche loro, possano vedere e concretamente incontrare. Ecco. Un ambiente necessario perché ciò che i bambini apprendono dal catechista possono vedere. Possono davvero dire, c'è realmente questa comunità, c'è realmente questo luogo, questo ambiente. Ciò che il cuore orienta a cercare, c'è veramente, non è semplicemente una fantasia. Ecco la vocazione, dare figura concreta a questo luogo, assolutamente necessario, perché chi cerca possa non solo sentirne parlare, ma vedere e incontrare. Ovviamente questo ambiente e questa comunità non sono soltanto funzionali alla comunicazione della fede, sono anche assolutamente necessarie per essere fedeli alla volontà di Gesù, come la esprime per esempio nel capitolo 17 di Giovanni, quando Gesù prega il Padre perché possano essere uniti come noi, perché il mondo creda. Quindi non è che ci sia o non ci sia questa comunità, questo ambiente educativo, non è una pura così, opzione facoltativa oppure solo finalizzata a un insegnamento, no, riguarda l'essere della vita cristiana. Quella comunità e quell'ambiente sono assolutamente necessari per essere discepoli di Gesù. Ma si rivelano anche, ripeto, assolutamente necessari per comunicare la fede. Oggi lo vediamo in maniera proprio clamorosa. Abbiamo bisogno di una comunità. Ciò che trasmette la fede è una comunità, è un ambiente. Come si crea? Non si crea automaticamente. Non basta dire, siamo tutti battezzati, possiamo andare tutti in chiesa. Sappiamo che non è così. Ci vuole che qualcuno si prenda cura di questa comunità, introduca degli elementi perché questa comunità possa prendere forma.
Quali sono allora le vie che mi sembrano prioritarie? Perché, allora ripeto, questa è la prima parte, celebriamo i 120 anni dell'Azione Cattolica. È necessaria l'Azione Cattolica? Io direi di sì, proprio in questo senso qui, è una delle risorse più preziose che noi abbiamo perché prenda forma concreta, visibile, storica, quella comunità di cui oggi c'è assolutamente bisogno perché la fede sia vissuta e trasmessa. Quali sono le vie che mi sembrano prioritarie? Anzitutto, prendendo spunto dal tema associativo dell'anno, rallegratevi ed esultate, indico come prima via la gioia nel vivere e nel testimoniare la relazione con Gesù, cioè la nostra fede. Perché la nostra fede non è un insieme di verità astratte, è una relazione, no? È una relazione personale con Gesù e attraverso Gesù col Padre. Qui c'è davvero tutto il messaggio dell'Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. Questa gioia, di cui parla il titolo Rallegratevi ed esultate, questa gioia supera di slancio quella tentazione molto presente, se ci pensiamo, nella nostra vita concreta di ogni giorno, la tentazione di avvertire la fede, la relazione cioè con Gesù, e la fedeltà ad essa come un peso. Non arriviamo a dirlo, ma qualche volta a pensare, purtroppo sono cristiano, invidiando chi. No, si tratta anzitutto e soprattutto di un dono di cui essere sempre consapevoli e riconoscenti. Come tutte le cose belle, anche la fede incrocia inevitabilmente dei momenti esistenziali in cui invece di sembrare un dono sembra un peso. Quindi non è che uno dica che da ridere quello sente la fede come un peso. No, tutti arriviamo a sentire la fede come un peso. Come uno sente addirittura la vita come un peso. O la moglie, o il marito, o il figlio, o i genitori. Tutte le cose più belle della vita giunge un momento in cui invece di essere una benedizione sembrano una maledizione, lo sappiamo bene com'è, no? Quindi è una tentazione possibile, non mettiamoci a ridere, tutti l'abbiamo sperimentata. Ora, esattamente questo, la gioia, rallegratevi ed esultate, non è una facile, ecco, le beatitudini, beati, felici, gioiosi, ma a che costo a volte, no? È eroico essere gioiosi. Ecco, quindi l'impegno, la strada, la direzione è quella. Si tratta di un dono di cui essere consapevoli e riconoscenti pur nei momenti di fatica e superando anche la tentazione che si affaccia qualche volta, o per qualcuno anche più frequentemente, di sentirla come un peso, non un dono. Mi permetto di suggerire un'ulteriore concretizzazione di questa gioia che deve caratterizzare la vita del discepolo e in modo particolare di quel discepolo che sente di essere chiamato a dare un volto concreto alla comunità, all'ambiente evangelico che può, unico, può comunicare e trasmettere la fede. E qual è questa concretizzazione? Pensando alla parabola del figlio prodigo, ciò che dovrebbe caratterizzare la gioia di noi, mi immedesimo, anch'io vengo dall'Azione Cattolica, fatto tutto, fiamma bianca, fiamma verde, fiamma rossa e avanti, no? Ecco, di noi che siamo sempre stati nella casa del Padre, siamo anche qualche volta siamo anche svicolati, ma generalmente siamo sempre stati nella casa del Padre, è la gioia del ritorno, del recupero del fratello che se n'era andato. Ricordate, vieni a far festa, vieni a gioire, no che non vengo. È una tentazione anche quella, no? Credo che su questo punto tutti dobbiamo lasciarci penetrare dal messaggio della misericordia che ci è stata indicata durante quest'anno giubilare. Quella misericordia che supera l'atteggiamento di giudizio, di condanna della persona, non quello sul peccato o sull'errore. Quello, non siamo mica ingenui, chiamiamo con quel suo nome un errore, un peccato, una cosa che non va, ma dobbiamo superare il rischio del confondere il peccato col peccatore, che è sempre, però è qualcosa che dobbiamo fare. Ecco.
in direzione quindi di un annuncio fiducioso dell'amore del Signore, di una gioiosa disponibilità ad accogliere e riconoscere ogni passo di recupero, ogni passo di presenza del Vangelo di Gesù nella vita di ogni fratello. E quello è fonte di gioia, se ci pensiamo, no? Vieni a far festa, ma no che non vengo a festa, è andato via, ha mangiato tutto, ma è ritornato, è motivo di gioia, è motivo di festa. Ecco, credo che questo, perché noi abbiamo siamo quelli che sono sempre rimasti a casa, capite, no? E corriamo il rischio a volte di non essere, e quindi dobbiamo in questo senso fare un cammino che ci è ricordato dall'anno della misericordia. Quindi una prima direzione della gioia è proprio questo, la gioia di vivere e testimoniare la relazione con Gesù, cioè la nostra fede, anche proprio globalmente e nella direzione della misericordia, della gioia della misericordia. In secondo luogo, un'altra strada che indico è la passione, e la cura per la costruzione, per il costruirsi di quell'ambiente di cui abbiamo più volte parlato. Nota bene, mi sono scritto, senza di questo ambiente tenete conto che non c'è futuro neanche per l'Azione Cattolica. Cioè non pensate che ci sia o che non ci sia quell'ambiente, noi dell'Azione Cattolica andremo avanti. No, è illusorio. Perché l'Azione fa parte, nasce, sorge da quell'ambiente. Se non ci fosse, non c'è futuro per nessuno. Quindi anche il problema di dire come facciamo noi a crescere, a mantenersi? Non c'è alternativa se non quella di far crescere forme, segni, realtà, magari parziali. Non possiamo più pensare a tornare all'omogeneità del 1950, quando arrivò Monsignor Mistroligo a Treviso e il Presidente dell'Azione Cattolica con grande orgoglio gli diede una busta e dice: Eccellenza, qui ci sono 70.000 tessere. 70.000 tessere. Era più del 15-20% della popolazione, pensate, no? Ecco, no, non possiamo più pensare, però dobbiamo pensare a delle forme magari parziali di comunità e di ambiente che possono costruire. Ecco, passione e cura per costruire e far crescere quell'ambiente e quella comunità. Cura per tutte quindi quelle realtà ed esperienze che danno figura concreta alla comunità cristiana e la fanno crescere come ambiente che ha la forma del Vangelo e trasmette la forma del Vangelo, che ha la forma del Vangelo e la trasmette, anche se, ripeto, non c'è l'unanimità o la completezza, il 100% della comunità, no, ci sarà il 15%, il 20%, però quello si caratterizza per questo ambiente, a cominciare ovviamente dalla liturgia, culmine e fonte di tutta la vita della comunità, cura e passione per costruire e per il costituirsi di quell'ambiente, a partire dalla liturgia, certo, culmine e fonte di tutta la vita della comunità, per continuare con tutte le altre forme storiche e concrete che danno forma evangelica alla nostra comunità. Su queste forme ovviamente occorrerà fare un discernimento, perché non sempre, non tutte le forme concrete danno forma evangelica alla comunità. Pensiamo a una comunità parrocchiale che fosse fondata esclusivamente sulle gite o sul momento ludico, che per carità ha la sua importanza, ma a un certo momento dice, qui c'è qualcosa che non funziona, forse bisognerà, quindi ci vuole un discernimento. E concretamente queste forme, dico in graduatoria, gli organismi di partecipazione. Anche se adesso siamo in una fase di guado, perché i consigli pastorali diventano consigli pastorali unitari, l'unità pastorale, però queste sono le forme concrete che danno momenti visibili dell'incontro comunitario, che sono molti, dalla festa patronale al Grest, dal pellegrinaggio alla celebrazione degli anniversari di matrimonio, ma che danno figura, ma sempre che siano vissuti e organizzati in un determinato modo. La pratica della carità, anche comunitaria, non solo individuale, attenta a quelle periferie che particolarmente oggi ci interpellano. L'impegno per il bene comune del territorio, del proprio, dove vive la mia comunità, il mio ambiente formativo, l'impegno per il bene comune che comporta il discorso dell'attenzione alla dottrina sociale della Chiesa, il modo evangelico di superamento delle fratture e dei conflitti che prima o poi quasi inevitabilmente si presentano anche nelle migliori famiglie parrocchiali.
c'è un modo concreto per affrontarli e risolvere. I conflitti a volte nascono dalle cose e non solo dalla cattiveria. Ecco, passione e cura per la costruzione, il costituirsi e il crescere di quell'ambiente di cui abbiamo parlato. In terzo luogo, la capacità, quindi la gioia, la cura per il costituirsi e il crescere di questo ambiente. Terzo luogo, la capacità, e finisco, di mantenere viva la coscienza che di questo ambiente, di questa comunità, fa parte integrante anche il riferimento alla Chiesa locale, alla diocesi. Non solo perché è proprio di ogni comunità cristiana non ritenersi una realtà autoreferenziale e chiusa in se stessa, ma parte di una realtà più ampia che è appunto la Chiesa locale e universale, ma anche per un semplice motivo di sopravvivenza, sia delle comunità che dell'Azione Cattolica stessa. Cosa sarebbe, ad esempio, l'Azione Cattolica senza la sua dimensione diocesana? Cosa sarebbe? O nazionale? Si affloscerebbe. Quindi motivazione teologica, teologale, che deve mantenere viva quell'apertura alla diocesi, alla Chiesa universale. Ecco, questa motivazione si sposa con un motivo sostanziale. Questa apertura non va mantenuta solo per virtù, perché siamo bravi, no, ma per sopravvivere. Tutto quello che l'Azione Cattolica può dare alla diocesi, ricordiamocelo sempre, resta sotto a quello che la diocesi dà all'Azione Cattolica. È un principio generale, tutto quello che io posso dare alla Chiesa resta infinitamente sotto a quello che la Chiesa dà a me. E questo vale anche per una realtà associativa. Ecco, quindi questo è il legame anche diocesano che comporta tutta una serie di scelte, quelle che voi fate. Ecco, quindi mi pare molto in linea anche la nostra Azione Cattolica. Ecco, queste credo che siano quelle vie per costruire quell'ambiente formativo ed educativo a cui mi pare che l'Azione Cattolica oggi sia in particolar modo chiamata, forse anche quando è nata probabilmente, ma anche il tempo e la società in cui vive l'Azione Cattolica è evoluta. Oggi mi pare che questo sia un appello rivolto a essa in modo tutto particolare. Senza di questo non mi sentite. Bene, ringraziamo allora il Vescovo per questo contributo che ci ha dato. Sicuramente queste vie che ci ha indicato, la via della gioia nel vivere e testimoniare la relazione con Gesù, la via della passione e della cura nel costruire e nel costituire queste comunità, e la capacità di tenere vivo il legame con realtà più grandi che vanno oltre queste piccole comunità, ma che insieme formano un tessuto che è quel tessuto che sostiene e dà forza a tutte le persone che si impegnano, proprio perché in solitudine, da soli, non ci si salva. Ecco, detto molto sinteticamente questo messaggio, che era un po' l'impegno che il nostro Vescovo ci sta dando in questo momento, ecco, passerei, perché il pomeriggio è molto intenso, fin da subito alla visione di un video che ci introduce al momento del festeggiamento del nostro 120° anniversario, una continuazione di un approfondimento di questa nostra presenza nella Chiesa attraverso le testimonianze dei nostri presidenti. Per cui adesso abbassiamo le luci e vediamo, noi ci portiamo in giù. Il Vescovo resta con noi fino alle 5:58. Ecco, allora sta ancora con noi, quindi lo salutiamo dopo in un secondo momento. Adesso scendiamo anche noi. Origine di sempre
tutte le donne scelte in Nazaret. Sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto sì. Insegna questo cuore l'umiltà, il silenzio d'amore, la speranza nel figlio tuo Gesù. Ecco il nostro sì, nuova luce che rischiara il giorno. È bellissimo regalare al mondo la speranza. Ecco il nostro sì, camminiamo insieme a te Maria, Madre di Gesù, Madre dell'umanità. Dammi le tue mani qui fino a domani, non puoi restare solo qui con noi, tu prendi il volo. Insieme c'è più festa e gioia è, bello essere amici, gridiamo a chi viene ad ACR, anche chi non è con noi, Se lo vuoi puoi metterti in gioco, tutti insieme siamo un gran fuoco. Chi non rischia non si diverte, non pensarci troppo su. È speciale questa gran festa, nel mio cuore certo che resta. La GR tutti ci unisce, non la scorderemo mai. Dammi le tue mani qui fino a domani, non puoi restare solo qui con noi, tu prendi il volo. insieme c'è più festa e gioia è, bello essere amici, gridiamo a chi viene ad ACR, anche chi non è con noi, Io se penso cosa ho scoperto, il mio cuore certo si è aperto. Con Gesù amico che accoglie, ho capito cosa far. Un sorriso per chi ha sofferto, anche chi ha un futuro un po' incerto. Mismo Svama, siamo con voi. puoi contare su di noi. Dammi le tue mani qui fino a domani, non puoi restare solo qui con noi, tu prendi il volo. Insieme c'è più festa e gioia è, bello essere amici, gridiamo a chi viene ad ACR. Bene, intanto ringrazio coloro che si sono dedicati a preparare questo video, perché è bello vedere un po' di immagini, vedere un po' di storia in movimento, così come hanno preparato. Adesso entriamo proprio nel clou di questa seconda parte del pomeriggio. È un momento questo che io personalmente vivo per prima, ma penso anche tanti di voi, con un misto di timore e di anche orgoglio, se permettete. Timore perché capire il valore dell'appartenenza ad un'associazione di laici come l'Azione Cattolica, con una storia così ricca, anche lunga e preziosa, non solo per la Chiesa, ma anche, abbiamo detto all'inizio, anche per la società civile, non può che enfatizzare la piccolezza e i limiti di ciascuno di noi. Però nello stesso tempo ci riempie di buon, sano orgoglio, perché anche se ci riconosciamo piccoli tasselli di un disegno che ci precede e continua anche dopo di noi, sappiamo che il nostro responsabile contributo fa comunque una differenza. La differenza di chi, insieme agli altri associati, cerca di costruire nel miglior modo possibile il pezzetto di Chiesa e di mondo che gli compete, che solo lui può dare. Ecco perché non è indifferente che ognuno di noi dica ancora il proprio sì, di anno in anno un altro sì, per aderire in modo sempre più consapevole. Tutti noi abbiamo una responsabilità. Dice il nostro presidente Matteo Truffelli a questo proposito: è la responsabilità che ciascuno ha nei confronti di un'esperienza che non nasce con noi, ma che noi abbiamo ricevuto in dono dalle generazioni che ci hanno preceduto e che a nostra volta
siamo chiamati a far crescere e trasmettere. Un patrimonio da custodire e da far fruttare al tempo stesso. Celebriamo così oggi i 120 anni di presenza dell'Azione Cattolica in diocesi, ma le celebrazioni degli anniversari di fondazione, specialmente, vogliono essere innanzitutto una provocazione lanciata verso il futuro. Ripensare ad alcuni passi della storia di un'associazione che vive dentro la Chiesa e dentro la storia civile del proprio paese vuol dire interrogarci sulle modalità con cui farla divenire oggi e in futuro, e ora cito Paolo VI, sempre più degna della sua storia bellissima. Vuol dire chiederci in quale direzione orientare il cammino di una realtà associativa che potrà essere significativa per il futuro e per le nuove generazioni soltanto se sarà capace di rinnovarsi continuamente e continuare così a scrivere una storia bellissima. Ecco perché abbiamo desiderato, per quanto fosse possibile, avere i presidenti diocesani qui con noi oggi, perché vederli di persona, riuniti insieme, oltre che soddisfare un po' la nostra curiosità, ci dà l'opportunità di assaporare un pezzetto della nostra storia e interrogarci su quali sono le cose essenziali che oggi l'associazione è chiamata a vivere in modo nuovo. Non si tratta perciò di una operazione nostalgica, ma di avere un tempo per riconoscere che dentro al nostro presente e al futuro che ancora si deve svelare ci sono tutti i semi e i frutti che altri prima di noi hanno seminato e coltivato. Ecco perché, guardandoli negli occhi, li ringraziamo. Ringrazieremo attraverso loro anche tutte quelle persone che hanno aderito e accompagnato la nostra associazione con dedizione, sacrificio, rispetto e amore per Dio e per gli uomini e le donne, loro compagni di strada. Tutte queste persone hanno trasmesso e testimoniato un'appartenenza associativa che era, è e sarà domani il sale e il lievito delle nostre comunità parrocchiali, con quelle caratteristiche che anche il Vescovo poc'anzi ci ha descritto. Ecco, prima di fare la presentazione dei presidenti che abbiamo avuto nella nostra storia, avevo però piacere che Jessica Stella, la presidente di Pieve di Soligo, ci leggesse una testimonianza che ci ha mandato il cardinale Stella, che ha avuto notizia di questo nostro incontro oggi e ci ha onorato di questo suo messaggio. Adesso chiediamo a Jessica di leggerlo. Grazie. Una testimonianza del cuore di un ex ragazzo di Azione Cattolica. Ho fatto tutto il percorso di formazione cristiana, da bambino e da ragazzo nelle file della C. Mi rivedo davanti il volto della nostra delegata, così si chiamava allora la signorina, una cinquantenne, che ci raccoglieva ogni domenica nella sala che oggi è sopra la sacrestia del Duomo e che ci spiegava, alla nostra età di 7-8 anni, che cos'era la C e che cosa ci si aspettava da noi: collaborare con i sacerdoti nell'apostolato della parrocchia. Quello era il messaggio che ci hanno posto nel cuore e che abbiamo preso sul serio, con quell'impegno che ci permetteva la nostra infanzia. Non c'erano tanti altri diversivi e passatempi. La televisione non si conosceva e l'unico spazio ricreativo era il nostro patronato. Talvolta il cinema, quando si riusciva a sgusciare furtivamente nell'oscurità, dietro la tenda che separava l'atrio, gelosamente custodito dalla Rosina, dalla sala del Careni, dove si proiettava il film della domenica. Ci si sentiva però di ragazzi orgogliosi di appartenere all'Azione Cattolica. I sacerdoti e le delegate ci avevano posto nel cuore che era un privilegio il trovarci nelle sue file. L'impegno che sentivamo in cuore, con il senso di responsabilità che ci permetteva la nostra età, era quello del buon esempio in famiglia, nella scuola e per le strade del nostro paese. Venivamo educati alla sincerità,
a quell'atteggiamento del cuore che ama la verità, la lealtà e che fa nascere sane amicizie che durano tutta la vita. Quanti compagni di allora ancora ritrovo quando vengo a Pieve e celebro in parrocchia la prima messa. I nostri responsabili ci formavano anche l'attenzione ai poveri. Tanti mendicavano alle nostre porte, che si traduceva concretamente in uno stile di vita sobrio, nel guardarsi dagli sprechi, dall'accontentarsi del poco che si aveva e di ringraziare sempre il Signore nel privarsi di qualcosa per donare a quanti erano meno fortunati. Il momento atteso della nostra settimana era l'incontro con gli altri ragazzi dell'associazione, con i quali ci sentivamo amici, ma soprattutto compagni di cammino nella vita cristiana, ragazzi scelti per un impegno e un servizio alla Chiesa, importante e prezioso che solo noi potevamo assicurare. Abbiamo imparato a pregare per le persone lontane dalla Chiesa. Facevamo anche dei piccoli sacrifici per loro, per chiedere al buon Dio il loro ritorno nell'ovile e alla pratica cristiana. Erano i poveri peccatori, che il Signore affidava a noi ragazzi innocenti e buoni, ci dicevano le nostre delegate, per una speciale supplica presso il cuore di Dio. Talvolta li portavamo davanti al Signore con nome e cognome, persone che bestemmiavano, che non davano mai la Santa Messa, che maltrattavano i bambini e che erano violenti e prepotenti in casa con le loro spose. Sentivamo, ce lo mettevano fisso nella mente e nel cuore, che la Chiesa era la casa di Dio, luogo sacro dove si andava vestiti a festa e con abiti decenti, il cui centro era il tabernacolo, dove era nascosto Gesù, che voleva bene a noi bambini e proteggeva i nostri genitori. Il sabato era la giornata in cui potevamo ricevere la comunione, dopo la confessione del venerdì pomeriggio. La domenica la messa dei bambini dell'Azione Cattolica era alle 9 ed era la nostra messa, in cui avevamo un posto speciale. Era impensabile tralasciare la messa e sentivamo che Gesù ci attendeva durante la settimana per rivederci davanti a Lui. Ci dispiaceva che Egli restasse purtroppo da solo la notte. Se si passava davanti alla chiesa durante la settimana, una visitina al tabernacolo era quello che Lui si attendeva da noi. Anche oggi penso con emozione come abbiamo imparato nell'Associazione dei Fanciulli di Azione Cattolica a voler bene al Papa, che viveva a Roma e che desideravamo vedere di persona. Un sogno di bambini e di ragazzi di una decina di anni, che era impensabile che si potesse realizzare. Lo vidi di fatto di persona, il Papa, solamente a 17 anni, quando andai a Roma per la prima volta, un viaggio in treno di un'intera giornata, allorché Giovanni XXIII consacrò vescovo il nostro Albino Luciani in San Pietro nel dicembre del 1958. Sono alcune mie memorie di un bambino e di un ragazzo. Lasciai con rammarico la parrocchia e l'associazione aspiranti a cui ero stato promosso quando entrai in seminario a 11 anni. La mia vocazione a diventare prete la devo soprattutto ai miei genitori, alle suore della comunità di Maria Bambina e agli amici seminaristi della parrocchia, che mi avevano preso d'occhio perché penso ero fedele alla prima messa, anche nel freddo e nell'oscurità dell'inverno, ad ore oggi impensate e proibite, ma che mi hanno dato disciplina e regole di vita. Ancora oggi mi sveglio e mi alzo alla stessa ora dell'infanzia. Il beato Giuseppe Toniolo mi ha accompagnato fin dai miei primi passi in Duomo, dalla sua tomba marmorea in fondo alla chiesa. Noi bambini e ragazzi sapevamo che era stato un grande professore di scienze sociali e di economia, buon padre di famiglia, che amava venire a Pieve di Soligo durante l'estate, perché là aveva scoperto la ragazza del suo cuore, Maria Schiratti, che forse gli reclamava, con grande nostalgia, un ritorno dalla città di Pisa alle mura domestiche e alla pace del suo paesello, sulle rive del Soligo e all'ombra della chiesa. Il campanile attuale, infatti, non era ancora nato, accanto al Duomo. Alla bella comunità dell'Azione Cattolica della mia diocesi, riunita oggi a Pieve di Soligo, per commemorare i suoi 120 anni e per riprendere il cammino, direi che è stato bello e caro per me appartenervi ed aver imparato al suo interno a conoscere Gesù e ad amare la sua Chiesa,
la stessa Chiesa che oggi servo nella persona di Papa Francesco e nell'impegno quotidiano, oneroso ed entusiasmante di accompagnare i sacerdoti e i seminaristi della Chiesa intera. Tornerei volentieri, almeno in sogno, bambino e ragazzo, tra le fila dei fanciulli e delle aspiranti dell'Azione Cattolica, per prepararmi meglio alla vita cristiana e sacerdotale e per ben formarmi alla missione che mi ha affidato il Signore. Vorrei aver conservato quel cuore di bambino e di adolescente che mi ha avviato e sostenuto nel cammino della sequela di Gesù, che ha voluto scegliermi per lui, allora ragazzo, tra le fila dell'Azione Cattolica. Roma, 30 settembre 2016, Beniamino Cardinale Stella. Ecco, ringraziamo Jessica e ringraziamo il Cardinale Stella che ci ha veramente onorati con questa sua testimonianza puntuale e anche un po' colorita, e penso che per tanti, forse alle persone più anziane, ha fatto venire in mente, in memoria, tante cose che probabilmente hanno vissuto anche loro. Allora partiamo un po'. L'Azione Cattolica nazionale è nata 150 anni fa e questi 150 anni li celebreremo proprio nell'anno che andrà a cavallo tra il 2017 e il 2018, per cui prepariamoci a questo evento nazionale. Intanto noi facciamo già allenamento con i nostri 120 anni. Per la precisione è nata nel 1867 con Mario Fani e Giovanni Acquaderni. Allora si chiamava, e l'abbiamo visto anche nel video, Società della Gioventù Cattolica. Nella nostra diocesi è nata con questo nome a Pianzano nel 1896. Nel video avete visto i volti di chi l'ha guidata questa associazione, questa gioventù, Società della Gioventù Cattolica nei primi anni. E si tratta appunto di Mario Botteon, Gianni Darruos, Aldo Toffoli, Gabriella Zanardo. Era l'epoca preconciliare. Colui che ha traghettato con il nuovo nome di Azione Cattolica il momento di passaggio con il nuovo statuto alla fine degli anni 60 e 70 è stato Gianni Darruos, il primo presidente di Azione Cattolica Diocesana di Vittorio Veneto. Ecco, a lui e a quelli che lo hanno preceduto indirizziamo un applauso riconoscente. Ecco, adesso cominciamo la parte, diciamo, più vicina a noi. Il triennio dal 73 al 76 ha avuto come presidente Piero della Libera, che a quel tempo aveva come assistente Don Alfonso Antoniazzi. Dal 76 all'86, sempre con Don Alfonso assistente, abbiamo avuto come presidente Giovanni Tonin. Entrambi si sono andati a trovarli, li abbiamo invitati, però hanno declinato questo invito perché per motivi appunto di salute, ma anche perché effettivamente ho capito si sarebbero emozionati troppo, ecco, non avrebbero sostenuto questa emozione, ecco, però anche loro mandano il loro saluto attraverso la sottoscritta e se permettete vorrei un altro applauso anche per loro per ringraziarli. E adesso veniamo ai presidenti. Forse qualcuno li ha già anche intravisti qua in mezzo al pubblico. Man mano che li chiamo, chiederei a questi piano piano di salire e di venire qui a fianco e farmi compagnia. Allora abbiamo Silva De Luca. Ecco, Silva De Luca con Don Silvano De Cala assistente ha fatto il triennio dall'86 all'89 e poi con Don Mario Battistella il triennio successivo dall'89 al 92. Dante Dalcin. Dante Dalcin ha fatto 2 trienni con Don Mario Battistella dal 92 al 98. Francesca Zabotti.
Francesca Zabotti con Don Mario Battistella prima e poi con Don Silvano De Cal ha fatto da presidente dal 98 al 2005. A lei è seguito Pier Giorgio Eicher. Egli è stato il nostro presidente, il 2005 con Don Silvano assistente, ma dal 2006 con Don Martino Zagonel fino al 2008, anno in cui subentra Don Luigino Zago. In marzo 2009 la sua morte improvvisa lascia tutti nella costernazione e nel dolore più grande. Sarà Diego Grando a succedergli. E a lui è stato affidato anche il compito molto impegnativo di aiutare l'associazione a superare questo triste momento. È stato Diego il nostro presidente fino al 2014 con l'assistente Don Luigino e poi è storia dei nostri giorni. Quindi. Allora, noi abbiamo chiesto a questi presidenti, a ciascuno, non hanno proprio tanto tempo, ma insomma avevamo bisogno di sentire la loro voce, la loro testimonianza, per cui abbiamo chiesto loro di raccontarci qualcosa legato alla loro esperienza personale e che può in qualche modo questa loro riflessione aiutarci anche a capire che cosa c'è di importante ieri, oggi, ma anche domani per la nostra associazione. Ecco, allora diamo la parola subito a Silva De Luca. Prego, grazie. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito e un saluto a tutti. Manuela ha chiesto a noi presidenti diocesani di AC degli ultimi anni di dire le cose essenziali vissute che anche oggi l'associazione è chiamata a vivere in modo nuovo. Vi confesso che non è facile, non perché i ricordi siano sfumati nel tempo, ma perché 6 anni di servizio come presidente sono un piccolo frammento nella storia della C e 6 minuti concessi un piccolo tempo. Ma dopo so che sforo, allora ho preso 6. Ho cercato nella memoria ciò che è stato più fecondo per me, o meglio che io ho capito essere stato più fecondo, perché poi le cose si capiscono solo alla fine. Sintetizzo in 2 pensieri: la Pasqua di Gesù e la dimensione popolare della C. Il primo lo esprimo con un segno che però, siccome i presidenti vecchi sono vecchi, ho dimenticato in macchina. Stamattina ho tagliato dal mio giardino un'ortensia. Il fiore è già secco e tra poco le foglie ingialliranno. Questo fiore ci parla di fine, di morte, ma se lo guardiamo meglio vediamo già i germogli di una nuova pianta, tutto sullo stesso ramo. Più sono entrata nella vita della C, più ho sentito viva la logica dell'incarnazione che culmina nella Pasqua di Gesù. E più la C mi ha aiutato ad intravedere il cuore del mistero pasquale e mi ha aiutato a cominciare a tenere insieme le 2 dimensioni di questo mistero, la morte e la risurrezione. Il pericolo della separazione è sempre latente ed è il pericolo di sperimentare come risurrezione i nostri successi e come morte tutto ciò che non va secondo i nostri programmi, con la conclusione che siamo sempre sulle montagne russe e pur facendo pastorale, pur spendendo la vita, rimaniamo nell'autoreferenzialità e non entriamo nella Pasqua di Cristo. Come la C mi ha aiutato? Già nel come sono stata eletta, e qui qualcuno c'era. Qualcuno c'era. La mia elezione è avvenuta quando da appena poco più di un anno avevo concordato con il Vescovo la formazione verso il cammino di consacrazione nell'Ordo Virginum. Era una realtà nuova. Il Vescovo mi aveva chiesto di viverla e di verificarla nel segreto del cuore. Con chi mi seguiva avevo preparato un piano di studi molto rigoroso. Il discernimento di questa nuova forma di vita consacrata occupava, oltre al lavoro e al servizio in parrocchia e un po' in diocesi, tutto il mio tempo e le mie energie. Era la realtà a cui ci tenevo di più. Finalmente, a 30 anni, avevo intuito quale poteva essere la mia vocazione.
Poi una sera c'è stata una presidenza in Vescovado. Pier Giorgio Eicher, vicepresidente adulti, davanti al vescovo mi ha ripetuto la richiesta di entrare in lista con gli adulti. Io sono stata zitta. Il vescovo ha commentato: la metta, Silva è disponibile a fare la volontà di Dio. Mi sono scesi 2 lacrimoni. Se mi eleggevano, e il pericolo era abbastanza evidente, sarei stata la presidente diocesana. Io, che venivo dalla CR, che avevo solo 30 anni, che era una donna, che aveva appena deciso di investire le mie energie nella formazione lasciando qualche impegno, il che mi era costato non poco. Poi mi mancavano tante competenze. E così, senza pensare alle competenze che mi mancavano, ma facendo quello che era necessario, sono passati 6 anni. Alla fine ho capito quanto è vera l'affermazione di Don Orense Benzi. Il coraggio non sta nel non avere paura, ma nel vincere la paura per un amore più grande. Ho capito che il Signore mi ha formato proprio attraverso l'obbedienza concreta alla storia e alla Chiesa, attraverso l'associazione e il Vescovo. Mi pare di aver colto che ciò che noi scegliamo spontaneamente tende ad evitare la fatica del Calvario, ma è lì, nella sua Pasqua, che nasce la gioia del Vangelo per noi e anche per gli altri. La vita in Acis è snodata così, mettendo in evidenza che morte e risurrezione sono 2 facce della stessa realtà e non 2 momenti distinti, che il Signore non solo ci salva dalla morte, ma nella morte. Potrei narrare tante storie, ma le riassumo in una. Siamo a Nebbiù, casa Bruno Paola Mari, ai tempi in cui ero ancora responsabile ACR. Un giorno arriva una telefonata. Premetto che avevamo 300 ragazzi, 300 bambini, erano i campi elementari che erano nati a Nebbiù, perché a Ceiser c'erano solo quelli delle medie. L'educatrice ACR chiede: posso portare al prossimo campo un ragazzo cieco? Io e Don Zeno ci guardiamo, poi il nostro sguardo si posa su un poster che avevamo messo in entrata. Era scritto: chi accoglie un bambino accoglie me. Ci siamo detti: abbiamo troppo bisogno di Gesù in questa casa, non possiamo lasciare a casa questo bambino. E così il bimbo è venuto al campo. L'esperienza è continuata per questo ragazzo alle medie, alle superiori e anche dopo. Intanto arriviamo a Cimacesta. Io sono ancora là, a campo scuola, con 70 giovani. Un giorno i giovani mi chiedono di portare questo ragazzo in escursione al Fondasavio. Chi ha fatto questa escursione sa che ci sono ferratine, che ci sono pericoli. Io pongo tutte le mie perplessità e loro mi portano il metto, cordini, insomma tutti gli strumenti necessari. Alla fine io dico di sì, però vengo via anch'io come se io salvassi il ragazzo robusto. Vado in escursione, quando arriviamo a rifugio mangiamo il panino a mortadella, che ho ancora in bocca il sapore di quel panino per le cose che mi ha detto questo ragazzo. Questo ragazzo mi dice: senti Silva, che bello il colore del sole, era cieco dalla nascita, perché è un colore caldo, invece il bianco delle montagne è fresco. Io mi sono detta: sei sempre la solita fifona. Arriviamo a casa la sera e a un certo punto a cena io dico: facciamo un applauso, perché insomma questo ragazzo è riuscito ad arrivare lassù. Lui si alza e mi dice: Silva, siediti, che adesso parlo io. Il suo discorso può essere così sintetizzato: io sono arrivato su con le mie gambe e sono più felice di tutti e voi, però io sono arrivato su perché in tutti questi anni voi avete avuto occhi anche per me. Questo ragazzo questo ragazzo, che adesso è un uomo allegro, che lavora, questo ragazzo da allora ha cominciato a far parte del gruppo di giovani che facevano volontariato alla nostra famiglia di Conegliano. E la domenica sera spesso mi telefonava per dirmi come aveva passato il pomeriggio e mi diceva: Silva, oggi ho visto un bel film. La forza dell'amore fa vedere anche quando gli occhi non vedono. Questo ragazzo ci è arrivato come un problema e davvero lo abbiamo vissuto così. Alla fine non solo lui ha fatto Pasqua stando con noi, ma è diventato una risorsa per noi. Palestra di Fontanelle, festa dell'accoglienza per i giovanissimi. Questo ragazzo sedicenne davanti a 400 giovanissimi proclama una poesia: la luce del cuore è più importante di quella degli occhi.
Io non ho quella degli occhi, ma ho trovato quella del cuore, il momento più alto di tutta la nostra programmazione della festa. Tanti sono questi fatti nel cassetto del mio cuore, ma proprio tanti. Ma chiudo con un secondo pensiero, ed è riferito alla dimensione popolare della C. Sono tutte importanti le dimensioni della C perché sono le stesse della Chiesa. Però guardando la mia esperienza e il bisogno di oggi, mi pare che la dimensione popolare, l'essere popolo di Dio, fatto di bambini, giovani, vecchi, anziani, malati, vada sempre più valorizzata. C'è una dimensione dell'essere popolo dentro la C, ma c'è anche una dimensione ad extra, anche se non mi piace questa espressione. Quante volte a Cimocesta godevo dell'intenso lavoro dei campi che si svolgevano al pian terreno della casa, ma poi andavo sotto, in cucina, poi incontravo fornitori, genitori, ospiti, volontari, muratori, elettricisti, imbianchini, idraulici, e c'è sempre un volto dietro a questi nomi. E rimanevo sempre più sorpresa di come il Vangelo passava ed ero catechizzata da queste persone. Nella C, come nella Chiesa, non ci si sceglie, non si sta con quelli come noi, ma si scopre che la diversità è ricchezza, che ciascuno esprime e ci dona un tratto del volto di Cristo. Mentre ringrazio il Signore, la nostra Chiesa per il dono dell'azione cattolica, prego ed auguro alla C di vivere sempre più nella Pasqua di Cristo e di custodire e coltivare la sua dimensione popolare. Mi pare che questa sia la Chiesa in uscita che sta a cuore a Papa Francesco e a tutti noi. Grazie. Ecco, io rivisitando il mio cammino di fede dentro a una Chiesa che dal Concilio in poi ha compreso e approfondito la sua missione nel mondo, sono sempre più convinto che questi 50 anni sono stati una stagione stupenda nella vita della Chiesa, dell'azione cattolica, ma anche nella vita di ciascuno di noi. E Papa Francesco sta dando vigore ad alcune intuizioni e decisioni del Concilio che nel tempo si erano un po' affievolite. Andando con la mente e con il cuore agli anni 90, io sono stato 92-98, rivedendo documenti, interventi, programmi associativi, ma soprattutto volti di persone care, tra cui ricordo, abbiamo già visto qua dietro Don Mario, Gianni Darwos, Pier Giorgio, Valerio Buccilli, che ha vissuto con noi tanti anni a casa Cimacesta, e tanti altri, ho scoperto che c'è un filo rosso che collega il cammino di quegli anni con il cammino della Chiesa e dell'azione cattolica di oggi. L'azione cattolica, e ormai questo le è riconosciuto, ha contribuito attraverso la formazione, lo studio, la testimonianza di un popolo di aderenti ed assistenti alla preparazione e alla celebrazione del Concilio e al cammino impegnativo che poi ne è seguito per la sua attuazione. Così come il contributo dell'azione cattolica è stato importante per i lavori del Sinodo dei Vescovi sul laicato del 1987, a cui è seguita l'esortazione apostolica Christi Fideles Laici di San Giovanni Paolo II del dicembre 88. Ecco, allora se guardiamo agli anni del post-concilio possiamo constatare come lo Spirito continui a ringiovanire la Chiesa, nonostante non ci sembri, ma continua a ringiovanirla, suscitando nuove energie, nuovo entusiasmo, nuova coscienza di partecipazione di tanti laici. Ciò è testimoniato, tra l'altro, dal nuovo stile di collaborazione e corresponsabilità tra sacerdoti, religiosi e fedeli laici, dalla partecipazione attiva alla liturgia, nell'annuncio della parola di Dio e alla catechesi, dal fiorire di gruppi, associazioni, movimenti di spiritualità e di impegno laicale. Lo abbiamo vissuto anche noi, qui a Vittorio, nella preparazione e nella celebrazione dei convegni ecclesiali di Aquileia e quello diocesano del 2012, nel rinnovo degli organismi di partecipazione di quest'anno, attraverso i nostri giovani che hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù e a tante altre cose che sono successe in questi anni, in questi mesi. Brevemente, gli anni 90
sono stati caratterizzati da alcuni eventi importanti per l'azione cattolica e per la vita della Chiesa diocesana e in qualche modo hanno preparato gli eventi di oggi. Voglio ricordare, in quegli anni si trattava di individuare, come dice la Christi Fideles Laici, le strade concrete perché la splendida teoria sul laicato, espressa dal Concilio, potesse diventare un'autentica prassi ecclesiale. Non nascondiamo il fatto che ci fossero, proprio per questo, difficoltà di comprensione fra preti e laici, proprio sul ruolo e sui compiti di questi ultimi nella vita della Chiesa. E voi ve lo ricordate, almeno chi aveva una certa età. E come lo strutturarsi della pastorale ai vari livelli, nazionale, diocesano, parrocchiale, togliesse spazi vitali di formazione e di operatività alle associazioni e ai movimenti. Fino a quegli anni la pastorale praticamente non c'era e si stava strutturando in maniera tale che l'Azione Cattolica sentiva quasi mancasse quello spazio vitale a cui era abituata. Quindi ci sono stati diversi interrogativi, incontri, mi ricordo a livello regionale con Monsignor Paolo Doni, no? Per avere incontri con le varie curie e uffici pastorali a livello diocesano, proprio per capire dove collocarci come Azione Cattolica. Nel 96 poi abbiamo celebrato il convegno diocesano Il Vangelo della Carità che rigenera Chiesa e società. È stato un bellissimo convegno dove si è colto un bisogno grande di formazione che poi diventi vita e testimonianza. È in quel convegno che è stata chiesta con grande determinazione da parte di laici la costituzione della consulta delle aggregazioni laicali. Consulta che è nata poi nella Pentecoste del 2000 e che poi ha proseguito il suo cammino fecondo di conoscenza e stima reciproca fra associazioni e movimenti, di ascolto, di iniziative comuni e scambio positive di esperienze e sensibilità diverse, tasselli che portano ricchezza alla vita della Chiesa diocesana. Alla fine del 96 c'è stato l'avvicendamento di Monsignor Ravignani con Monsignor Magarotto. Il 96, come è stato ricordato, è stato l'anno della celebrazione di 100 anni a Pianzano, il 5 maggio, e negli anni 90, dopo l'acquisto da parte di Silva e di altre persone della casa Cimacesta, sono incominciati anche da quegli anni gli lavori di ristrutturazione, quelli più grossi, ma non è mai finito ancora lassù, no? Cioè c'è sempre da mettere a posto. È la nostra casa, è la casa della nostra famiglia, cioè noi la sentiamo veramente come la nostra casa, quindi grazie ai tanti volontari che si sono impegnati negli anni in questa casa, noi presidenti, ma anche chi ci stava attorno, le presidenze lo sanno veramente quante persone si sono impegnate gratuitamente a far lavori in quella casa. Negli anni 90, e qui vorrei sottolineare veramente questo, abbiamo avuto la grazia di avere Don Mario Battistella come assistente diocesano, ricco di esperienza di fraternità laicale fatta nel movimento lavoratori di Azione Cattolica. Don Mario ci ha aiutato a capire e vivere la spiritualità nel quotidiano, nei nostri compiti e luoghi laicali, a fare una formazione che coniuga Vangelo e vita, a rispondere alla chiamata alla santità attraverso i luoghi della vita quotidiana. Fra le tante iniziative ricordo volentieri l'avvio in quegli anni degli esercizi del quotidiano in varie zone della diocesi e un messaggio invito, non so se qualcuno se lo ricorda, di comunione rivolto a fratello laico e fratello presbitero che Don Mario consegnava a preti e laici che lo andavano a trovare nel periodo della malattia. Don Mario scriveva nel nostro impegno: in questo periodo di malattia ho vissuto giorni straordinari perché ho sentito il Signore tanto vicino che mi dava forza e senso per affrontare in modo giusto la malattia e mi dava coraggio e vita attraverso il servizio generoso, attuale e puntuale di molte persone, medici, suori, infermieri e tanti aderenti di Azione Cattolica, che mi creavano sorpresa e stupore e mi erano segno d'espressione della bontà del Signore.
e Don Mario, chi lo andava a trovare, consegnava questo cartoncino: fratello laico e fratello presbitero. Si legge, fra l'altro, cioè ci sono scritte tante cose, ma mi sembra interessante leggere un piccolo passo. Fratello laico, la legge fondamentale del servizio è l'umiltà. Non imporre le tue idee, non avere ambizioni, servi nell'umiltà. E accetta anche di essere messo da parte se il bene di tutti ad un certo momento lo richiede. Solo non incrociare le braccia, buttati invece nel lavoro più antipatico e più schivato da tutti e non ti salti in mente di fondare un partito di opposizione. Questa è bella. E ancora, al fratello presbitero: abbi fiducia nella ricchezza della vocazione laicale e investi nella varietà di ministeri. Corri il rischio che essi crescano insieme a te e con la comunità. Accogli le diversità come ricchezza senza pretendere che tutti siano uguali a te e non demordere dall'incitare la comunione. Abbi cura di quelle forme di ministero laicale che, come l'Azione Cattolica, si caratterizzano per la sollecitudine verso la comunità e la stretta collaborazione con la gerarchia. Fa che i laici siano legati alla Chiesa più che a te. Importante. E insegna loro ad amarla sempre, anche quando può farti soffrire. E per finire rivolgo nuovamente, dopo 20 anni, queste erano le domande che circolavano in quel tempo, le rivolgo a me, ma anche a voi queste domande. Ci poniamo in ascolto dell'appello di Gesù a lavorare nella sua vigna, a prendere parte viva, consapevole e responsabile alla missione della Chiesa? Abbiamo compreso veramente il ruolo, i compiti che derivano dal nostro battesimo in una Chiesa missionaria e ci sentiamo corresponsabili per la missione nelle nostre comunità? L'Azione Cattolica nelle nostre comunità cristiane e nelle unità pastorali è accolta come opportunità, come ricchezza per il cammino pastorale, come luogo di formazione? L'Azione Cattolica può impegnarsi ad essere luogo familiare di accoglienza per i nostri preti, che oggi incontrano sempre più difficoltà nello svolgimento del loro ministero? Può essere luogo di dialogo, amicizia e comunione, preghiera e ascolto della parola per i nostri preti? La risposta positiva a questi interrogativi dà senso e ricchezza alla nostra presenza oggi nella Chiesa e nella società. Buonasera a tutti. Ho cercato di scrivere, ma poi magari qualche passaggio non è così facile da ricordare e da comunicare. Quel mio ricordo corre al 1980. Io sono una pievigina nelle sale del patronato Careni, quando l'allora presidente diocesano Giovanni Tonin mi disse durante un'assemblea parrocchiale o foraniale, non ricordo, che avrei potuto andare bene in diocesi. Forse succede anche adesso. Fino ad allora la mia appartenenza associativa, respirata ed acquisita in famiglia, cominciata tra le fila delle beniamine, era stata vissuta nella mia parrocchia, nei gruppi giovanili, sotto la guida dei cappellani che ci accompagnavano e perdevano tempo con noi e per noi. Poi il colpo di grazia lo diede l'assistente diocesano di allora, l'assistente dei giovani, Don Silvano De Cal, che mi convinse ad accettare la vicepresidenza diocesana per il settore giovani, avevo 19 anni, con saranno 3-4 riunioni all'anno. Ecco, credo che queste formule così succeda ancora adesso, no? Ecco, dal 1980 sono passati 36 anni, quasi un terzo dei 100 eventi che oggi festeggiamo. Le responsabilità associative
si sono susseguite e hanno preso strade non previste né facili. Ma oggi mi sento di poter affermare, mutuando una frase di Carlo Carretto, che la mia fortuna è che ho incontrato l'Azione Cattolica e che l'ho scelta. E questa scelta, mio marito mi ha detto non sta a dire che è conveniente, perché sembra una roba proprio così banale, però questa scelta mi ha aiutato a far bella la vita, non a fare una bella vita, far bella la vita e a far bene nella vita. Ecco, per far bella la vita, in che senso? Ecco, io quando penso a un testimone, il cui volto è, l'abbiamo così scorso anche prima, di questa vita bella, attraverso anche il percorso e la scelta dell'Azione Cattolica, penso a Gabriella Zanardo, che era una gran bella signora, che era intanto, era una signora che era sempre elegante, sempre sorridente, una persona che io così ho scritto, che aveva come priorità la vita di tutti ad ogni costo. La vedo impegnata nel movimento per la vita, nell'Azione Cattolica, in ambito politico, in ambito sociale e culturale, in ambito familiare e professionale. Quindi una donna che aveva questo volto luminoso di una persona che aveva scelto il Signore e che se n'era innamorata. Quindi la vita di tutti ad ogni costo per lei e il dono di sé a ciascuno. Perché per me l'Azione Cattolica mi ha aiutato a far bella la mia vita? Innanzitutto perché a 19 anni anch'io, ecco, la Silva era arrivata a 30, ha cominciato magari prima anche lei. Ecco, a 19 anni mi chiedevo anch'io che cosa faccio della mia vita, ma anche proprio di come sto nella Chiesa, di come seguo il Signore. Ecco, l'Azione Cattolica è stata ed è ancora il mio modo di seguire il Signore e di stare nella Chiesa. Perché? Perché ognuno deve trovare proprio questo suo modo di seguire il Signore e di stare nella Chiesa e di non starci quando le cose vanno bene, quando ci piace, ma stare in quella logica di Pasqua, di morte e risurrezione. Quindi la vita è bella quando riesce anche a dare risposta a questo nostro desiderio di pienezza. Quindi con questa scelta vocazionale che anche il Vescovo prima ha ricordato. Poi ha fatto bella la vita perché mi ha dato il primato della formazione, che significa questa disponibilità e questo affidamento al Signore perché Lui modelli la vita mia, la vita di ciascuno di noi, e perché assuma attraverso, io immagino questo lavoro del Signore che da una roccia, da un pezzo di argilla, ecco, scava e modella. Ecco, quindi una formazione che mi ha aiutato a dare una forma il più possibile armonica, significativa, bella della mia vita per me e una vita che sia utile agli altri. E la vita bella perché non ho fatto l'Azione Cattolica per gli altri, ma per me, per dare senso e il valore alla mia vita. Perché tante volte, è questo che ho sentito e vedo, mi dispiace, è sentire che l'Azione Cattolica è quasi un peso che ci viene collocato, che ci viene dato per fare qualcosa per gli altri. Ecco, l'Azione Cattolica rende bella la nostra vita se pensiamo di farla per noi, e questo è capitato a me. Per cui
ho partecipato intensamente ai percorsi formativi, sia quando avevo responsabilità dirette, sia quando le ho avute meno dirette. Ho approfittato, io direi ho lucrato il più possibile dell'amicizia e delle relazioni che ho avuto la fortuna di stabilire in associazione. Diceva bene Silva, in associazione non ci si sceglie, però si diventa amici. Non si fa con gli amici, ma si diventa amici. E questo è la relazione e la ricchezza delle relazioni è come quello che dice Pierangelo Sequeri, che il nostro stipendio fisso sono la fede in Dio e le relazioni con gli altri. Quindi la C mi ha arricchito in questo, mi ha permesso un dialogo intergenerazionale con quelli più grandi di me. Io ricordo ai giovani e anche agli adulti che fanno fatica a diventare adulti che io sono diventata adulta per decreto in associazione a 24 anni, quando mi sono sposata. E ho fatto il campo degli adulti quando i giovani adulti non volevano stare con quelli di 50 anni. Ecco. E quindi ho sperimentato la ricchezza di questo dialogo intergenerazionale con quelli più grandi, ma anche con quelli più piccoli e quindi i ragazzi e i giovani. Ho imparato, ho cercato e continuo a cercare di far bene nella vita. E qui un altro testimone che mi viene in soccorso è Gianni Daruos. Ecco, io avevo il privilegio che quando lo chiamavo o lui mi vedeva e mi diceva ciao tesoro, ed era un tesoro caldo, affettuoso, e mi ha insegnato che bisogna servire l'azione cattolica, ma mai servirsene. E come ho cercato di servirla, soprattutto nel mio settennato. Ecco, il mio settennato è riconosciuto come il settennato che ha avuto un grande compito, delineare o costruire ancora di più l'unitarietà che l'associazione si era data con il nuovo statuto. E come l'abbiamo fatto? Cercando di superare i compartimenti stagni, coinvolgendo con la conoscenza diretta e la partecipazione alla vita dei settori e dell'ACR. Io ricordo in presidenza, dicevo, tutto è affare di tutti. Non possiamo che l'ACR arriva che ci comunica le decisioni, i giovani lo stesso, gli adulti lo stesso. Non siamo una federazione, siamo un'associazione. E credetemi che questo aspetto non è stato sicuramente facile. Poi ho cercato di far bene nella vita associativa con il gioco di squadra. Ecco, la parabola calcistica, tutti corrono, costruiscono per le azioni per fare gol e il gol è assegnato a tutta la squadra. Quindi il gol è di tutti, non è di chi l'ha fatto. E questo l'ho vissuto soprattutto in presidenza, curando la corresponsabilità, la comunicazione fatta di tante telefonate. Per fortuna ho fatto la presidente senza mail e senza cellulari sì, però poco, non c'erano quelli, ecco, è stato, e WhatsApp peggio che peggio, ecco, perché adesso non facciamo gruppo con nessuno, ma la prima cosa che facciamo è fare un gruppo su WhatsApp. Comunicazione fatta di ascolto e di dialogo e di momenti di fraternità. Mangiavamo, avevamo imparato da Dante, facevamo presidenza e poi mangiavamo. Una volta Monsignor Magarotto arrivò che stavamo mangiando e mi disse: ma Francesca, ma avete anche lavorato, vero, prima? Ecco, attraverso il consiglio, coinvolgendo il consiglio in tutte le scelte, condividendo i significati, i progetti, rispettando idee e posizioni diverse. Non è stato facile, è stato tanto personalmente difficile. Ho imparato a mediare. Dico, quando mi dicono ma che mediatrice, sì, chi nasce incendiario muore pompiere. Io l'ho imparato un po' in associazione. E uno dei passaggi molto importanti è stata l'elaborazione e l'approvazione dell'atto normativo diocesano nel 2004. Anche Cima Cesta è stato un altro
grande impegno di squadra, perché dovevamo, come diceva Dante, rispettare e adeguare la casa alla normativa. Durante il mio settennato, 98-2005, sono stati ristrutturati cucina, corpo centrale, cappella, tetti delle villette, valorizzando, come diceva Dante, il poco di molti, non il molto di pochi. Questo è uno slogan che ho un po' coniato io, ma che ho coniato io nel senso che l'ho adatto in tante situazioni, ma Cima Cesta è diventata per la nostra casa grazie a questo. Un altro aspetto, tutto si tiene, una visione d'insieme. Far bene nella vita bisogna imparare che tutto si tiene e che c'è una visione d'insieme che va sempre perseguita. Quindi cercando di superare la separazione tra la vita familiare, quella professionale, quella sociale ed ecclesiale. Fare il presidente dell'Azione Cattolica in particolare, ma anche poi la responsabilità nazionale, per fare questo ho sempre cercato di non separare questi aspetti. Anzi, l'Azione Cattolica mi ha aiutato a dilatare i confini della famiglia, che nel 1985 ho formato con Valerio, includendo amici, diventati a loro volta fratelli, per noi, fratelli, sorelle, padri, madri, figli, a far meglio il mio lavoro dalla parte dei ragazzi, perché far la maestra, avendo fatto la CR e vedendo i ragazzi della CR, è tutta un'altra cosa. Ed è assolutamente uno sguardo che mi aiuta molto. Con il severo tirocinio di vita ecclesiale e anche tutti i passaggi istituzionali mi hanno fatto maturare competenze relazionali ed organizzative. Mi ha fatto recuperare risorse spirituali da condividere con i grandi, colleghi, amici e con i piccoli. Maestra, perché tu che non sei di religione ci parli di religione? Questa cosa non dava non andava molto ai miei, non si metteva, non era per loro chiaro. E poi infine ho imparato che tutto ci interessa, che tutto ci sta a cuore, ci stanno a cuore le persone, il creato, la cultura, la società, il bene comune. Quando mi è stato chiesto un impegno in ambito politico, dopo un approfondito discernimento, non mi sono tirata indietro. Attualmente sono consigliere comunale, perché penso che questo impegno traduca nell'ambito civile l'impegno a rendere più umana la vita di tutti. Confesso che proprio in questo ambito spesso si sperimenta la divisione fine a se stessa, l'impossibilità del dialogo, la fatica a guardare lontano. Ma mi soccorre la parola di Gesù: chi persevererà sarà salvo, o le parole del grande teologo Romano Guardini: ad avere pazienza ci vuole coraggio. Ecco, il mio saluto si conclude con i versi del poeta indiano Tagore. Sono versi conosciuti, ma che oggi voglio far risuonare qui, soprattutto per incoraggiare le nuove generazioni. Dormivo e sognavo che la vita era gioia. Mi svegliai e vidi che la vita era servizio. Volli servire e vidi che servire era gioia. Ascolterei volentieri anche Diego Grando, ma siccome lo conosco e ho conosciuto la sua presidenza, ecco, mi passerà gli appunti dopo. Ringrazio di queste belle testimonianze. Devo andare a Cison che c'è l'ingresso del nuovo parroco. Auguri di buon compleanno 120 e auguri di buon cammino a tutti. Grazie. Abbiamo calcolato i 7 minuti, per cui sui 7 minuti ci dovremo stare.
leggo per praticità e anche per vincere un po' di emozione, come diceva Francesca prima e hanno detto gli altri presidenti. Molti di voi qui presenti sanno da dove nasce il mio diventare presidente dell'Azione Cattolica Diocesana. Certo, c'è molto prima, c'è anche l'esperienza in presidenza, però dobbiamo dire che quel 3 marzo 2009 e le settimane successive sono nel cuore e nella memoria di molti, anche qui presenti. La morte improvvisa di Pier Giorgio, un papà, associativamente parlando, uomo dell'essenzialità e della sintesi e ancora uomo della radicalità e della dolcezza insieme, segnò il cammino dell'intera associazione. Come sempre, però, il buon Dio riempì di senso anche quei passaggi in cui magari era più facile dire un no che un sì. Ricordo la stretta vicinanza dell'associazione tutta, dai presidenti parrocchiali agli animatori, al consiglio, a quanti durante l'estate offrivano il loro servizio a Cimacesta, agli amici della presidenza con i quali condividevo quel tempo di responsabilità e di sofferenza. In modo particolare ricordo anche la vicinanza del Vescovo, la vicinanza dei nostri assistenti. Ricordo il sostegno per tutti degli ex presidenti e forse in quel momento ho compreso una volta in più il senso di quell'articolo dell'atto normativo diocesano che li continua a volere parte del Consiglio anche dopo la conclusione dell'incarico. Ma quella che immediatamente sembrò per tutti una disgrazia si rivelò come un tempo speciale in cui il Signore accompagnò i nostri passi e ci provocò alla fraternità. E la parte di questo tratto, che di questo tratto mi sento oggi di consegnarvi, è quell'impossibile che diventa possibile. Ripenso alla mia storia, ma anche a quella di tante persone che hanno condiviso la responsabilità diocesana in questi anni anche che noi rappresentiamo. In molti, durante questo tempo di responsabilità, si sono fidanzati, sposati, hanno sperimentato la gioia di diventare genitori. Molti di questi sono qua, in mezzo a noi oggi. L'esperienza del servizio e della responsabilità nulla ha tolto, anzi ha aggiunto moltissimo alle nostre storie personali e forse in certi momenti, se c'è stato qualche piccolo segno di testimonianza credibile, è stato per l'intensità di quell'impegno che si alimentava nei segni quotidiani della presenza del Signore e in una fraternità condivisa e vissuta per gli altri, a partire e sostenuti dalle nostre famiglie. Quanto il poco che abbiamo donato si è poi manifestato come dono senza misura, dono moltiplicato per le nostre vite e per le nostre famiglie. Non possiamo oggi far altro che ringraziare per questo privilegio grande che è stata la responsabilità e il servizio in Azione Cattolica. Comprendo ora che con dei piccoli sì, magari timorosi e detti sottovoce, il Signore ha fatto e sono certo continuerà a fare cose straordinarie. All'inizio di un cammino assembleare e alla luce di queste vite arricchite dal servizio in AC, mi sento oggi di invitare tutti, a partire dai più giovani, alla disponibilità, al sì pieno di un cammino personale di formazione, a rinnovare il sì a camminare con gli altri nella Chiesa e a servizio di tutti. Questo, ripeto un po' Francesca, questo non tanto per la C. Questo non tanto per la C. E nemmeno solo per la nostra Chiesa, che pure ne ha un gran bisogno. Vi invito a dire sì per voi, perché vi farà bene. Ci renderà felici, beati, dicevamo all'inizio, no? Farà fare un salto in avanti alla nostra vita e ci educherà all'esercizio paziente del dono di noi stessi, l'unico
che dà senso alla nostra storia di laici, di preti, di consacrati. Questa C, che è dono straordinario, ha oggi bisogno delle vostre, delle nostre mani, del nostro cuore e del nostro tempo per essere trafficato e moltiplicato. Sì, anche del nostro tempo. A volte ci penso a questo tempo speso e donato per la nostra Chiesa. In mezzo a tanti modi di passare il tempo, di perdere tempo, questo tempo dedicato agli altri e alla Chiesa è tempo prezioso da dilatare, casomai. Quanto tempo sprechiamo e potremo invece investire per un bene più grande. Una seconda attenzione che vi consegno dall'esperienza che ho vissuto in quegli anni di presidenza è quella dell'apertura. Ricordo in particolare un lungo viaggio in macchina con Pier Giorgio, Francesca, Antonella, verso Sarajevo e poi a Teslic con il vescovo Sudar. Ricordo l'attesa e la speranza nell'incontrarci di quella gente che celebrava una messa dopo l'altra, la domenica mattina, nella piccola cantina della Canonica, perché della chiesa parrocchiale erano state tolte durante la guerra dei Balcani anche le fondamenta. Quanto la nostra AC ha portato nel cuore in quegli anni gli amici di Teslic. Ricordo qui l'incontro, l'amicizia, il rapporto che oggi continua per tutta la C con Paul Batti, a partire dalla testimonianza di martire per la fede del fratello Shabazz. Ricordiamo l'accoglienza a Cimacesta per 2 anni di 3 ragazze pakistane. Noi, con un gruppo di giovani che vivevano l'esperienza degli esercizi in castello, siamo stati i primi a condividere la sua testimonianza e a farla diventare patrimonio per tutta la C, ma anche per l'intera Chiesa italiana. E poi il legame con la Terra Santa, il pellegrinaggio organizzato per tutta la diocesi. Ecco, ogni volta, ogni apertura, ogni attenzione ai fratelli in difficoltà, ogni servizio alla Chiesa diocesana o alla Chiesa cattolica tutta, penso alla GMG di Madrid o alla beatificazione di Giuseppe Toniolo a Roma, sono state occasioni di crescita per l'associazione tutta. E più l'associazione si spende e si apre, e più cresce. L'ultima lettura di questa storia condivisa, che mi sembra bello poter condividere, parte da un articolo di un vecchio presidente diocesano. Me lo tengo nel cassetto. Lo ha nominato Emanuela qualche minuto fa, in realtà lo hanno nominato anche già Francesca, Gianni Daruos. Quando da animatore ACR o da membro di qualche commissione partecipavo agli incontri ufficiali dell'associazione, rimanevo sempre stupito dalla figura di quest'uomo. Con gli anni mi sono avvicinato a lui e percepivo chiaramente il suo amore per la Chiesa, per la C, che poi era anche affetto per me personalmente. Ho invidiato in tanti momenti la sua fede adulta, che emergeva dalle parole quasi distillate. Le restituisco stasera, certo che anche voi, anche a questa C del 2016, potranno far bene. È un articolo che lui scrisse in occasione dei 100 anni dell'associazione. È breve, ma essenziale. È difficile ripensare a 60 anni nell'azione cattolica, dono di Dio. Mi è stato concesso, al di là di ogni mio merito o capacità, di percorrere le strade della responsabilità parrocchiali, foraniali, diocesane. I miei parroci, gli amici di associazione, gli assistenti diocesani e i dirigenti diocesani, gli assistenti, i presidenti, i dirigenti nazionali, i vescovi. Mi è capitata la singolare avventura di essere l'ultimo dei presidenti di giunta e il primo dei presidenti diocesani usciti dal nuovo statuto. Ciò mi ha permesso di sperimentare molteplici varietà di forme, di regolamenti, di modi di essere. Dirò dunque che cambiare formule organizzative, che peraltro in questi anni ho visto spesso ricorrenti, serve a poco o a nulla, e ciò che vale è invece il modo di essere nella C
specialmente dei responsabili. E poi dà 3 regole. La prima: bisogna servire l'associazione e quindi la Chiesa e non mai servirsene per raggiungere altri scopi. Bisogna amare l'associazione, non con sterili enunciazioni di principio, ma in maniera concreta, addossandoci dolorosamente i problemi e le difficoltà anche dei singoli soci. Bisogna guardare all'antico motto dell'associazione preghiera, azione e sacrificio, dove preghiera va intesa come costante e profondo colloquio con Dio e serio e continuo approfondimento della fede. Azione significa aiutare concretamente la Chiesa nel suo apostolato e sacrificio vuol dire pagare sempre di persona, non tirarsi mai indietro. Siamo chiamati oggi a festeggiare e nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco pone questo verbo festeggiare proprio come l'ultimo di un percorso che suggerisce alle comunità per essere più missionarie. Andando a ritroso parla di fruttificare e oggi abbiamo parlato dei frutti. Parla ancora dell'accompagnare, che è parte del cammino associativo, del coinvolgersi nella vita della gente, del prendere l'iniziativa. Forse è già una traccia per il cammino del futuro dell'AC. Forse a volte anche in AC vale la pena fare qualche passo verso la sorgente, che certo è Gesù Cristo, ma la sorgente è anche la nostra storia. Guardando proprio alla sua ricchezza, ripensando a queste figure, alla ricchezza dei testi statutari e formativi che poco conosciamo. Varrebbe la pena, per fare un passo avanti, molte volte farne uno indietro. Grazie. Sì, magari potevamo fare anche un applauso più lungo, perché effettivamente quello che ci hanno detto questi 4 presidenti sono cose veramente... Ecco, come dicevo all'inizio, sono qui e nel guardarli, ecco, penso che tutti noi abbiamo detto il nostro grazie. L'applauso ha solo sottolineato questo nostro affetto nei loro confronti e anche la nostra sintonia con tutto quello che ci hanno così raccontato e testimoniato. Memoria, speranza e fratellanza. Ecco, queste sono 3 parole che abbiamo vissuto oggi. Memoria, perché abbiamo fatto un esercizio di ricordo, di speranza, perché comunque siamo convinti che noi, e qui ci sono tanti giovani e quindi il futuro sta un po' anche nelle vostre mani, potremo avere cura di questo tesoro che ci è stato affidato, e fratellanza, perché questo tesoro lo vivremo comunque insieme, in un rapporto proprio di amicizia e di fratellanza fra di noi. E sono queste anche le parole, le 3 parole che formano un popolo, che formano una comunità e che danno l'identità anche alla nostra associazione. Quello che abbiamo vissuto oggi, credo, dà anche la giusta visione e il giusto orizzonte per affrontare con serenità e fiducia un anno associativo, il 2016-2017, che sarà molto impegnativo anche per questo rinnovo delle responsabilità, che io penso e spero vengano accolte con quello stesso spirito con cui hanno vissuto questi 4 presidenti che abbiamo ascoltato. E adesso do la parola solo un minutino a Stefano, il nostro segretario generale, perché ci dia qualche informazione. Dopo, velocissimi, dobbiamo andare in chiesa al Duomo di Pieve, perché alle 18:30 facciamo la messa insieme alla comunità di Pieve di Soligo. Grazie.